C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, grazie per essere con noi. E la strada del centro storico della nostra città di oggi è via Nino Bixio, che inizia in vicolo dell'Anguilla e si conclude in via Porta Pile. Nino Bixio, ve lo ricordate? È stato uno dei personaggi più illustri del Risorgimento. Nacque a Genova nel 1821, partecipò come volontario ai moti del 1848 e 49. Nel 1860 fu luogotenente di Garibaldi nella spedizione dei Mille, dove si distinse per coraggio, capacità di comando e a causa del suo cattivo temperamento anche per indimenticabili eccessi. Nel 1860 diventò generale dell'esercito italiano e senatore del Regno. Stanco di ciondolare in Parlamento, gli tornò una gran voglia di riprendere il mare. Si fece costruire una grande nave che guidò verso l'Oriente per stabilire una linea commerciale con l'Italia. Colpito dal colera, nel 1873 morì sulla sua nave. Le sue ceneri si trovano ora nel cimitero genovese di Staglieno. L'ospedale è una bella provvidenza, ma beats che poi fa senza. Lo abbiamo chiesto a chi si trovava proprio fuori dalla casa degli italiani, il Quirinale. Angelina e Fabien al Quirinale a Roma, eh? Ma voi siete svizzere? Svizzera, oui. Svizzere. On è arrivato oggi. Oggi dalla Svizzera, da dove? Che città? Neuchâtel. Neuchâtel. Ecco, questa fa la passeggiata, lei è la guida che ha la cartina, è lei che guida, che fa da... Stiamo visitando un poco Roma. Aucune idée. Prova a ripetere, ripete. Una bella provvidenza, ma beati quelli che possono farne a meno. Ma che ma ha letto la spiegazione che c'è scritta sotto, hai capito? Ecco perché ho detto quanto è brava! La bella provvidenza, ma dice c'è poi la fa senza. La parola del senza, ovvia. Ecco, va bene, circa. Lei è stata più furba perché sotto c'era la spiegazione in italiano e l'ha letta. Io ho detto, ma che brava! Ospedate, ça veut dire un po' come Sì, che... ospedale, vabbè, va bene così. Andate a spasso, va. Ciao, Fontana di Trevi giù di là. Ciao. On va alla Fontaine di Trevi di là. Adios, arrivederci. E sta buono? Suor Giovanna al Quirinale, no, insomma. Sì. Giovanna di Conegliano Veneto. Certo, di Conegliano Veneto, Treviso. Siamo qui per celebrare il nostro 50° di vita consacrata e Auguri, bene. Di che ordine? sono salesiana di Don Bosco. Bene, allora senta Suor Giovanna, lei, vabbè, qua c'è un modo di dire bresciano, magari in Veneto un po' che... Sono veneta, Conegliano. quindi non è che so tanto pronunciare il vostro dialetto. Lei ci provi, l'ospedale, l'ena bella provvidenza, ma beats che poi fa senza. L'ospedale, l'ena bea provvidenza, ma beace che poi far senza. Brava, ovvero Suor Giovanna? Speriamo stare sempre bene e buona salute. Davvero, Ovvero, quello è importante. Bene, auguri e una preghierina pure per noi. Certo, Lo so, mi faccio di una preghierina. Bosco, viva Maria Ausiliatrice. Grazie. C'entro anch'io.